La settima giornata di seconda categoria girone D mette di fronte due squadre protagoniste l'anno scorso e già in zona playoff quest'anno. Il Savignone in maglia bianca cerca la prima vittoria in casa per agganciare in classifica proprio chi gli sta di fronte, l'AGV, completo nero, che a sua volta uscendo oggi coi 3 punti andrebbe a scavalcare il Burlando che riposa in questo turno. Gara dunque che è a tutti gli effetti un big match. Il primo tempo è ricchissimo di azioni da entrambe le parti, ma tutti i tentativi sfumano di un soffio. Il primo di questi è per l'AGV al secondo minuto con il tentativo potente di Saracco, già 4 gol quest'anno, controllato da Firpo. La pronta risposta del Savignone sta in questo esterno destro di Repetto che termina poco sopra l'incrocio dei pali. Tutto tace fino al 17esimo quando la GV arriva quasi in porta col pallone. Grande triangolazione fra Poggi e Roversi, doppio dribbling secco di Poggi che si allunga al pallone e viene fermato dall'uscita di Firpo. Il forcing della GV continua con Di Puccio che viene servito in area ma conclude malamente col mancino da ottima posizione. Ma il Savignone non sta certo a guardare, botta da fuori di Diana e grande risposta in tuffo da parte di Lucchetti. Padrone di casa ancora pericolosi, Andrea Saporito apre il corridoio per Alizia che prova lo scavetto sul portiere, ma Lucchetti, nomen omen, salva ancora una volta i suoi. Al 33esimo si rivede la GV col rasoterra a pelo d'erba di Capitan Roversi deviato in calcio d'angolo da Firpo. Sul finire di tempo doppia clamorosa occasione per i padroni di casa. Prima un miracolo di Lucchetti, toglie dall'angolino una punizione di Diana, poi sul successivo tiro dalla bandierina il portiere è molto più indeciso e permette ad Alizia di toccare sotto porta, ma il salvataggio sulla linea da parte di Morgavi permette alla GV di andare a riposo sullo 0-0. Con l'immagine e il montaggio di Simone Maggi passiamo a una ripresa davvero scialba nelle quali le due squadre patiscono l'importanza della partita. Non succede nulla infatti fino al 64esimo quando un tiro cross di Cristian Repetto crea qualche grattacapo a Lucchetti che accompagna la sfera in corner. A 5 minuti dal termine la GV ha l'occasione di piazzare il colpo del KO con un contropiede 4 contro 2 avviato da San Filippo che ignora i compagni e punta Mignacco che lo contrasta al momento del tiro terminato largo e guadagna anche una rimessa dal fondo. È l'ultima azione di questo match che termina così a reti bianche. Un primo tempo molto acceso non sembrava il preludio a una ripresa varia di emozioni, invece così è stato ed entrambe le squadre frenano nella corsa ai primi posti.